Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Giovedì 14 gennaio, una buona giornata a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, con Mercurio dall'Acquario le giornate si rallegrano, nel mirino il denaro con un'oscillazione nelle finanze. Nonostante qualche problemino il lavoro tiene, trovate soluzioni creative per riequilibrare la situazione. Amicizie e sentimento i pilastri della giornata, vivete un rinnovo nelle relazioni interpersonali. Toro, astri favorevoli vi fanno trascorrere un'ottima giornata. L'influsso diretto di Marte è il carburante che vi spinge all'azione, permettendovi di dimostrare la grinta che vi contraddistingue. Sospiro d'amore per chi avete allontanato, ma che adesso rimpiangete. Ricordate però che la minestra riscaldata non è quasi mai buona. Gemelli, situazione dei transiti che vedete migliorare anche se a poco. Delusi da alcuni avvenimenti, cercate riparo in ciò che più vi regala sicurezza, cultura e creatività. Il lavoro gira ora dal lato sbagliato e anche le finanze sono in stand-by. Vi appellate ai salvagente per ritrovare la vostra serenità. Cancro, avete trascorso un periodo impegnativo con diversi astri contro, ma la buona notizia è che ora iniziate a vedere la fine del tunnel. Niente di speciale sul lato professionale che rimane comunque stabile, le novità però riguardano le amicizie, tra incontri e scontri potreste accorgervi che c'è qualcosa di più. Leone, nuova giornata di alti e bassi, avvertite qualche fastidio di fronte ad atteggiamenti calorosi preferendo trascorrere il vostro tempo con individui meno espansivi, anche se qualche temerario riuscirà comunque a scavare fino al vostro cuore. Sul lavoro siete invece in una botte di ferro, salute e benessere non sono da meno. Vergine, disegno planetario ben disposto nei vostri confronti, vi ponete con serenità anche rispetto a situazioni scomode. Equilibrati anche nei sentimenti, il vostro è un atteggiamento maturo di chi pensa di avere già molto ed è soddisfatto di ciò che possiede. In fondo si dice che la fortuna è di chi sa accontentarsi. Bilancia, si stanno ora delineando nel cielo transiti che vi aiuteranno pian piano a lasciarvi alle spalle una fase più opaca per il vostro carattere brillante. La luna, astro delle emozioni, vi fa sentire il suo influsso. In famiglia e nelle amicizie si iniziano a stabilire rapporti più solidi e intensi, aumentando la vostra sicurezza emotiva. Scorpione, le stelle vi portano a ripercorrere passi già sperimentati in precedenza per raccogliere i frutti di ciò che avevate seminato prima. In campo pratico, con parole pensate e discorsi profondi che userete per illustrare problemi e soluzioni, riuscirete a convincere chiunque della validità delle vostre opinioni. Sagittario, nuovi e interessanti sentimenti si delineano all'orizzonte, sia per i cuori solitari che per le coppie che saranno energizzate da belle novità. Saturno, vostro sostenitore, rende ogni vostra meta sentimentale realizzabile. Protagonista è l'altruismo necessario per amare ed essere amati. Capricorno, protagonista è ancora Venere nel segno, che vi ricarica di un umore eccellente, una bella sensibilità e un'ottima armonia con chi vi sarà intorno. Con la delicatezza che da sempre vi contraddistingue, vi dedicate alla costruzione e alla cura dei legami, in particolare quelli nuovi che di giorno in giorno crescono più forti. Acquario, che bella energia dimostrate oggi con la splendida luna nel segno. La bella vi dona una fase di vivacità in cui trova spazio il vostro lato più socievole e spigliato. Ottimo l'influsso del buon Nettuno che dai pesci favorisce i rapporti. Se volete rinnovare situazioni rimaste in sospeso, questo è il momento giusto. Pesci, equilibrio e razionalità sono oggi caratteri chiave per affrontare la giornata. Con Venere dal Capricorno le relazioni si fanno più aperte e serene. Con Urano benefico poi dimostrate la determinazione giusta per superare ogni ostacolo vi si porrà davanti. Avete le carte giuste per ottenere ottimi risultati in ogni campo. È tutto per il nostro oroscopo di questo giovedì, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0